Con Leonardo Ferro siamo qua al bagno Tamerici, tra l'altro un bagno particolare perché oltre ad essere un bagno normale per utenti normali, anche utenti gli amici a quattro zampe. Gli amici a quattro zampe Tamerici Dog. Sì. Naturalmente la domanda è: come va quest'anno? Allora, quest'anno sta andando discretamente bene, meglio del previsto. Siamo partiti piano piano e poi vuoi anche la stagione che in questo periodo ci sta aiutando. Abbiamo fatto dei bei fine settimana e vedo che il numero di persone è in aumento, in continuo aumento. Ecco, sottolineiamo che per lavorare molto bisogna ogni volta aggiornarsi. Certo. Il bagno di Rosolina Mare, che se ne dica, rispetto anche agli altri competitor, in particolar modo i di Ferraresi, non hanno niente da invidiare, nel senso che state investendo molto. Investimento che vale la pena fare? Sì, certamente. Insomma, il tempo di andare al mare dove si faceva il bagno, sole e bagno, è finito. Dobbiamo offrire qualcosa di più. Quindi ogni bagno si sta un po' specializzando, chi punta sui giovani, chi punta nelle famiglie. Per quanto riguarda il Tamerici Dog abbiamo puntato appunto sulle famiglie, sulle persone che hanno gli animali, hanno i cani, e così hanno la possibilità di venire al mare con il loro cane e poter fare anche il bagno, perché non scordiamoci che qui il Tamerici Dog è stato autorizzato per far accedere i cani in acqua e quindi senza vincoli di orari, e quindi la gente ha la possibilità di trascorrere veramente le loro vacanze assieme ai loro amici a quattro zampe. Ecco, che margine di crescita può avere ancora Rosolina Mare? Guarda, il fatto di non aver costruito in altezza e aver conservato il verde è il nostro fiore all'occhiello. La gente apprezza Rosolina per il verde, anche se mancano ancora alcuni servizi, però la natura, l'ambiente è determinante. La gente fugge dalla città e vuole andare in un ambiente dove si possa respirare, dove ci sia del verde, e qui a Rosolina Mare queste cose non mancano.